arrivato il giocatore alle 11:40. Ma no, Mauro stava qui. Sì, penso che questo è un momento fondamentale per riorganizzare il partito, diciamo, sui territori a livello provinciale e regionale, e soprattutto è importante per riempire i contenitori del partito stesso, cioè in modo che dopo questo congresso penso che sia importante, diciamo, che gli iscritti si possano confrontare non più, diciamo, sugli allineamenti personali, ma bensì sulle scelte concrete e sulle idee concrete, in modo che veramente ci possa essere una sintesi finale di questo partito che stenda ad amalgamarsi in una sintesi unitaria. Senti, io condivido in pieno quello che ha detto l'amico Nicola, che chiaramente dopo questo congresso Gricignano dovrà comunque avviarsi ad una fase nuova, con un grande augurio affinché Caserta possa tranquillamente ripigliare altrettanto una fase nuova, ripigliare soprattutto con un grande augurio una fase unitaria, affinché si dedica fortemente ai problemi che interessano l'intera provincia, a partire dalla disoccupazione, a partire dalla sanità e a partire dall'ambiente, fare un discorso più radicato sui territori. Gricignano farà la sua parte e porterà la voce anche a livello di congresso che teniamo poi alla fine del mese, dove Gricignano vuole avere la sua visibilità, ma non in termini di avere delle poltrone per sederci sopra, ma in termini di visibilità per apportare un grosso contributo in sinergia con il partito provinciale. Poi voglio aggiungere che questo circolo dovrà essere comunque una parte attiva proprio in virtù di quello che ci aspetta da qui ai prossimi mesi, che dobbiamo lavorare per la formazione del governo locale, e sicuramente il nostro circolo avrà un ruolo determinante all'interno di questa scena. Io per il momento dobbiamo dare un augurio forte affinché il nostro partito ritorni all'unitarietà, con un solo intento, quello di portare avanti un unico obiettivo della crescita dell'intera nostra provincia. Vediamo questa politica industriale, ci assottigliamo, cioè, rispetto a diciamo... Cazzo, non sei che ci vuoi dire un cazzo, sapete che si sta cazzando?